Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova rubrica dove vedremo, guarderemo partite di altri e le commenteremo, in pratica faremo i guardoni. Siamo sempre su questo sito lichess.org, utilizzo questo perché mi permette di fare le freccine sulle partite degli altri, mentre altri siti non me lo permettono. Andiamo sempre su partite non troppo veloci, altrimenti non riusciamo a commentare nulla. Questa che è appena cominciata 2002 contro 2002 e 4 C6, eccola qui la caro Ken. Difesa che non ho mai approfondito, devo essere sincero. Mi ha sempre affascinato, ma non mi ho mai approfondito. Non ho mai approfondito, cioè conosco le linee principali. Interessante. Interessante. Questa variante, interessante. Ora cosa si gioca? F3, alfiere G6. H4 in modo cattivo e ora penso si possa giocare, qui ci sarà qualche trucco perché avendo spostato questi due pedoni, mamma mia che situazione strana, se adesso spinge in G5, se adesso spinge in G5, bah, che situazione particolare veramente. Interessante questa partita. Ok, a questo cavallo dove lo si sviluppa? Bisogna giocare 6, cavallo in E7, cavallo in F5, su F5 ha un bellissimo avamposto e da lì non lo scrolli più via. E chissà il nero se deciderà di fare l'arrocco e dove deciderà di farlo. L'altra possibilità è giocare C5, cavallo C6 per aumentare la pressione su questo punto ed è quello che sta facendo il nero. Dopo cavallo C6, torre C8 e la torre insieme all'alfiere ed eventualmente insieme al cavallo faranno pressione su C2. Ci sono un po' di piani interessanti per il nero. Per quanto riguarda il bianco, non lo so, cavallo C6 probabilmente adesso è giusto, anche perché è un po' prematuro secondo me togliere l'alfiere da qualche parte, quindi il bianco dal suo lato non è che abbia molto da fare, questo alfiere probabilmente andrà qui, chi lo sa. Vai, torre C1, donna B6, donna B6, cambio di donne? Qui c'è il cambio di donne, ve lo dico io. Io in questa partita stra super mega interessante. Ah, se si cambiano le donne non si fa più nulla. Ok, pressione sul punto 2. Probabilmente per togliersi la pressione. Cattura che ti catturi il pedone. C'è il tatticismo. Cattura il cavallo. La vista, sì, sì, la vista, dai. Per forza la vista. Un 2002. È vero che l'hai vista? Anche perché dove lo metti questo alfiere? Cioè, lo vorresti mettere qui? No, cattura, cattura. Torre in settima, bam! No, forse non... Cioè, non vuoi dare via l'alfiere per il cavallo? Bah, io sì che lo darei via. Anzi, anche perché essendo una partita tutta chiusa, credo proprio che i cavalli diventeranno più forti degli alfieri. Credo proprio di sì. Quindi, onestamente, anche se do via il cavallo, c'è qualche... Chissà perché il nero sta pensando così tanto. C'è qualcosa che non ho visto? C'è qualche sacrificio strano? No, non penso. Boh, dopo vediamo uno sguardo comunque col computer che è sempre la voce della verità. Magari il nero è solamente andato in bagno e noi stiamo qui che stiamo pensando, no! Alfiere F5, adesso ti gioca cavallo in BD2 e non puoi più fare il giochetto. Alfiere F5, io penso proprio che questa era giusta. Buonanotte. Ok, spinta di rottura su B4 si progetta per indebolire la base. Una volta che la base sarà indebolita, torre in A3. Il problema è che il nero ha problemi di sviluppo, cioè una volta che mette questo cavallo qui l'alfiere non si sposta più, quindi dovrebbe prima spostare l'alfiere, ma non si capisce dove, perché se mette l'alfiere qui il cavallo non si può più sviluppare qui e questo alfiere lungo questa diagonale non ha spazio. Bravo, adesso devi cambiare l'alfiere per l'alfiere. Hai visto? Hai voluto fare il fenomeno? Ok.
Non so se il bianco cattura, gli fai un favore. Se il bianco cattura su F5 gli fai un grande favore. Perché gli fate i favori? Adesso lui cattura e si è liberato l'alfiere. Hai visto? Hai visto? Non stanno giocando particolarmente bene questi ragazzi. Allora, B4, G6. Caruccia questa. Caruccia, caruccia. Caruccia, caruccia, caruccia. Bella, bella. Sì, onestamente mi farei catturare. Se fossi il nero, mi farei catturare. Intanto catturo qui. Nel dubbio catturo qui. Tu mi catturi qui, scacco, catturo col re. E poi, come dicevamo prima, ti minaccio con torre in A3. Ok, mossa intermedia di scacco, adesso dovrebbe fare il bianco. Oddio, può anche catturare, no, comunque è meglio la mossa intermedia. Ok. Ok, adesso subito attacco qui. Subito attacco qui o addirittura alfiere qui. Ah, questa andava fatta secondo me. Andava fatta alfiere qui e alfiere qui. L'alfiere da qui controlla la casa C1, quindi la torre non ci può andare e diventerebbe un bel attaccante di questo alfiere, penso. Quindi combinazione di questo tipo potrebbe essere, credo, interessante. Anche se alfiere qui, torre qui, cattura, non lo so, non lo so. Questo pedone, allora, in teoria adesso è l'altra torre che dovrebbe andare qui. Perché comunque qui sull'ala di re il gioco è abbastanza chiuso. Sì, si aprirà qualcosa, esatto, si aprirà qualcosa qui, ma le torri secondo me devono stare su queste due colonne. Ok, se cattura si crea un pedone passato che è il pedone C. Sembra che il nero stia trovando un buon piano di gioco, finalmente si è sviluppato l'alfiere. Ora vediamo cosa può fare il bianco. A3. Su A3 c'è qualche bel tatticismo. Cattura, no, cattura, no, non c'è niente su A3. Non c'è nada. Non sta bene il bianco, Credo che il vantaggio sia tutto del nero, anche perché questo pedone è veramente forte. Tra l'altro si minaccia anche alfiere qui e la torre è intrappolata, quindi probabilmente il bianco deve cercare dei piani difensivi. Ha giocato a 3 con l'idea di probabilmente di avere spazio su questo punto, ma adesso si può catturare di torre, tanto l'alfiere è protetto dal cavallo. Cattura di torre, se fa cambio, ma ci sta anche bene. Ah, poi c'è torre B6, togliamo il cavallo e torre e cavallo attaccano su E6. Questa è carina. Questa è carina. Allora, su questa e poi si attacca qui, semplicemente. Dato che a questo punto comunque è super mega attaccato già da due cavalli più l'alfiere. Quindi secondo me alfiere C3 è la mossa migliore, ecco, come non detto. Altro errore da parte del nero, cattura, cattura, torre in B6. Torre in B7? Torre in B7. Su torre B6 avrei potuto giocare quest'altro cavallo. Ecco, adesso torre B6. Niente. Giustamente bisogna controllare questo pedone che schizza via. Anche questo è giusto, anche se l'alfiere comunque controlla la casa di promozione del pedone, del peon. Ok, esatto, cattura. Alfiere, no, non c'è più l'alfiere che controlla la casa di promozione. Vediamo un po'.
cosa decide di fare il Blanco. Stasera sono spagnoleggiante. Allora, c'è questo bel pedoncino sotto, si difenderà, no, non si può togliere l'alfiere perché è inchiodato e fin qui va bene. Non è una buonissima posizione per il re, comunque non è alle strette e bisognerebbe riuscire a portare questo cavallo all'attacco, solo che ci vogliono troppe manovre e poi non si sa neanche dove andare. Peccato perché questo cavalluccio qui è totalmente fuori dai giochi, cioè c'è il bianco che sta giocando con un cavallo in meno, così, e cazzarola, non si riesce ad entrare, brutta. Vediamo che manovra c'è in mente per riattivare il cavallo, qui, boh, sai che non lo so, è stata una mossa di disperazione. Ah, ok, vuole giocare semplicemente cavallo C3 per bloccare il pedone. Almeno questo cavallo fa qualcosa e onestamente ci sta come mossa. Adesso, caro nero, ah, già che non puoi catturare, cazzarola. Ok, quindi vuoi catturare col cavallo? Vediamo, dai. Qui se abbiamo capito bene cosa vuole fare sto cavallo, ora andrà in C3, anche se adesso c'è questa, vabbè. Penso che non si possa impedire, si può giocare ora a cavallo qui, ma non so se è forte, forse è più forte D5, cavallo qui, spinta di pedone, forse D5 anche era, D4 scusami, era interessante. Dopo l'analizzo D4 com'era. Perché questa sì, no, beh, questa ha creato comunque un altro pedone passato, quindi sicuramente è forte anche questa. Cavallo qui e ora si spinge questo. Non è male, il nero è in netta superiorità, 2 pedoni passati, 3 pedoni passati. Alfiere nero è inchiodato, ma è interessante questa torre, ragazzi. Il nero sta giocando senza una torre, incredibile, però sta tenendo botta 2 cavalli e una torre. Tenendo conto che questo cavallo non ha mai giocato fino ad ora. Vediamo anche qui. E su sacrificio la torre può andare qui. No, sto pensando a questo sacrificio, ma pedone qui, scacco, il re può andare qui e su scacco alfiere, spinta di pedone. Secondo me è sbagliato questo sacrificio. Re qui addirittura, cioè, però c'è questa ora. Cazzarola. Secondo me con re 8 si salvava. Dopo l'analizziamo anche questa. Ah, c'è questa. E questa è una cavolata. Secondo me è re 8, ragazzi. Re 8. Torno indietro di qualche mossa. Tac, re in 8. Basta, finito. Re in 8, finito. Su questa si toglieva l'alfiere. Ma non lo so. Secondo me il re 8 non era male. Vabbè, dopo vedremo al computer che cosa è meglio. Intanto la partita è andata così. C'era questo attacco doppio. C'era quello. Guardate quante il bianco ha offerto la patta, giustamente. Il bianco offre la patta. Il nero non deve accettarla. Se il nero è un uomo, non deve accettarla. La sfiga, ragazzi, del nero è che c'ha un pedone di torre. È vero, un pedone passato, ma è sempre un pedone di torre. E voi lo sapete, anche coloro che hanno frequentato il corso pedone killer, il pedone di torre aumenta le probabilità di patta in modo devastante. Vediamo un po' cosa decide di fare il nero. C'è questo cavallo che purtroppo è dominato dal cavallo avversario
E quindi forse l'unica soluzione per il nero è cambiare proprio i cavalli. A meno che non si giochi un bel G5, ma questi due pedoni G5 e H5 sono un po' vulnerabili. Non lo so. Non lo so. Fossi il nero non so cosa farei. Probabilmente catturerei sulla cattura G5 e poi vediamo un attimino. Non lo so. Il nero sta pensando, sta ragionando. Vediamo cosa tirerà fuori dal cappello magico. Secondo me ci sono state un po' di cavolate barra svisti. Sono proprio curioso di vedere dopo, analizzando a computer, se quel re E8 era meglio di re in F6. Mi sembra che dopo è andato in F6 re, perché qui c'era il pedone re in F6. Non so cosa diavolo sta ragionando il nero. Ok, cambio dei cavalli e fin qui ci siamo. Ok, G5. G5 è in caso di scacco, re qui. Bello questo finale. Bello questo finale, interessante. Penso che cioè quello che deve riuscire a fare il nero è riuscire a un certo punto a giocare questa. Cambio, cambio. Però non lo so. Se gioca H5 si crea un pedone arretrato qui e questo pedone in F3 controlla fortissimo. Eccolo, come non detto. Basta. Mi sa che è patta, ragazzi. Mi sa che è patta. Oddio, non so se questa andava fatta. Non so se questa andava fatta. Ok. Beh, ora ti arriva il re qui. Buonanotte. Buonanotte figliolo. Buonanotte. Così, ora che hai creato sto buco qui, re qui, è la fine, basta. Patta. Patta. Ok, puoi anche cambiare, ma... Ok, scacco. Che partita, ragazzi! Da un'apertura totalmente improbabile siamo arrivati a questo punto. Sono proprio curioso di vedere come va a finire. Perché scacco, il re si sposta. Cattura, cattura, il re gli entra qui. Attenzione, attenzione allo Zugzwang. Qui può scappare, però c'è sempre lo scacco. Giustamente, giustamente. Che mossa bella che ha trovato il bianco. E il nero ora è quasi in Zugzwang, perché adesso il re attacca questo pedone qui. E se ora il nero muove... bella, bella mossa. Attenzione, si stanno capovolgendo le sorti dell'incontro e i finali, ragazzi, e per questo è importante studiarli, perché quando si arriva nei finali... adesso scacco, re si sposta, cambio di torri e si pappa questo pedone. Addirittura. Addirittura. Scacco di nuovo. Vabbè, vuoi fare la patta per ripetizioni. Ok, patta. Analizziamola, ragazzi, sono veramente stracurioso di questa partita, veramente stracurioso. Allora, vediamocela un po' sempre dal lato del nero. Non so perché l'ho vista dal lato del nero, ma boh, mi si è aperta così. Va bene. Ecco, questo tipo di variante il computer dà subito
un leggero vantaggio al bianco. Ok, e su questa variante F3 va bene. Ok, qui H5 era la migliore e il nero l'ha giocata. Spinta, ok, questa spinta in realtà favorisce il nero di bestia. E6, C5 va bene, donna B6, donna B6, oppure cavallo in G va in E7, donna B6, donna B3, cambio, cambio, cavallo F4 e qui non è stata giocata questa e il computer stesso dice o alfiere F5 o alfiere in H7. Ora computer mi devi spiegare perché questa non va bene, perché in caso di questa e cosa c'è che non va? C'è B3, c'è G6. Beh, G6 comunque dopo la fa, a prescindere la fa. B3 è pericolosa? Ah, perché c'è questa situazione. C per B3, torre per B3 e c'è questo attacco qui. Comunque posizione dice pari, però non è la migliore, quindi probabilmente in tutto quel tempo lì il nero giustamente l'ha valutata ma ha pensato che non era corretta farla. Mamma mia, cavallo F5 va bene, alfiere va bene, cattura, cattura, re F2. Ecco, questa spinta qui in realtà che sembrava buona, il computer la dà da meno 2,5 del nero a meno 3, quindi vantaggio incredibile del nero. Qui semplicemente consiglia B5, consiglia questa, oppure alfiere 7. Ops, no, dove sono andato? Perché? Perché ogni tanto succedono queste cose strane. Ok, ci siamo, ritorniamo. Allora, ok, B5, alfiere lì, cavallo qui, ok, ok, e fin qui c'eravamo. B4, spinta, va bene, G6 ci siamo, B per C3, cattura, B5, ok, meno 4 ragazzi, vantaggio assolutamente potentissimo del nero, spinta, va benissimo, ok, ok. E qui andava giocato o alfiere 7 o alfiere A3. Questa non gli piace. Perché non gli piace? Vediamo un po'. Perché a me sembra buona invece. Perché forse gli fa raddoppiare le torri? Porco Giuda, perdi a metà della... Perché c'è questa che costringe a giocare questa. E poi c'è questa con raddoppio di torri. Pensa a te. Pensa a te cosa vede. Pensa a te cosa vede il computer. Quindi alla fine era giusta. Qui dice addirittura di catturare con l'alfiere. Però scusa, anche con la cattura d'alfiere si apre questa, no? Dico buono. Però c'è questa. Ok, 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 giusto, giusto. Comunque qui ha catturato di torre, ha perso 2 punti di vantaggio, cattura, cattura, re b7, alfiere 7. Qui avevo visto re b... Ah, giusto, giusto, torre b6 la dà anche lui. La dà anche lui. Oh, almeno una cosa che ho visto che mi dà ragione il computer. Cazzarola. Alfiere 7. Ok. Ecco, questo sì, questo andava fatto. Questo andava fatto. Ok, ok, e anche qui ci siamo. Adesso la prossima mi sa che c'è il sacrificio. Il sacrificio non ci voleva, qui ci voleva cavallo B5. Probabilmente con l'idea di questa, che è molto molto interessante. Sul sacrificio hai regalato essenzialmente la partita al bianco. E fra poco arriva ragazzi la fatidica, vediamo se avevo ragione. O mi batosterà anche stavolta al computer. Cattura e su E6 re 8 prima soluzione. Se
Se no, ha cambiato idea, stai dicendo F6, stai dicendo F6. Ok, niente, da come prima soluzione F6 e Re in E8. Perché Re in E8 avrebbe portato a questa e poi a questa. E sullo scacco di torre alfiere, ok, e questa era protetta da questa. Va bene, va bene, va bene. Ok, quindi era F6, cavallo per D5, cattura, ok, re. Qui ha perso tutto il vantaggio. Qui doveva giocare G5. Invece giocando questa, che sembra buona, in realtà passa da -4 a pareggio praticamente. Perché praticamente perde un pedone. Eccola qui, perde un pedone. Tac, tac. Ok, qui viene giocata G5, pareggio, patta, 0-0, patta totale. Torre qui, spinta qui, torre qui. Non ci sono momenti di ribaltamento, mi sa di no. Torre di 8. Torre di 8 ci voleva per attaccare lateralmente da dietro il re bianco. Ok, è pattissima, patta, patta, tutto patto, tutto patto, tutto patto e niente, la partita è finita patta. Nonostante la partita è finita in pareggio, ragazzi, penso che sia stata molto ma molto ma molto carina. A quanto pare abbiamo scoperto che non è tutto oro quel che luccica, anche i sacrifici vari sembravano buoni e invece analizzandoli poi al computer, andando un po' più in profondità di qualche mossa, si sono rivelati sbagliati. Ecco perché è sempre importante analizzare le partite dopo che si è giocate, se si vuole migliorare. Se invece ci si vuole divertire così a fare qualche partita, nessun problema. Bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a vedere il video di domani, a lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani, ciao!